Ben ritrovati in studio, ultima parte di Ore 13 Salute, quest'oggi dedicata al disturbo del riflusso gastroesofageo. Sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Giulia, lei sua ospite. Buongiorno Giusy, prego. Buongiorno. Volevo chiedere al dottore, prendendo la cardioaspirina e anche il pantoprazolo tutti i giorni, si potrebbe fare un giorno sì, un giorno no? Perché altrimenti è l'acido che abbiamo per la digestione, può anche rallentare la digestione o si deve prendere tutti i giorni, ha capito, il pantoprazolo. Grazie Giusy, sentiamo cosa prendendo dice... la cardioaspirina, grazie. Grazie Giusy. Ma in questo caso diciamo che la signora è stato prescritto il pantoprazolo per proteggere la mucosa gastrica, perché lei ha un uso continuativo dell'aspirina, quindi l'uso continuativo dell'omeprazolo serve per evitare non tanto il reflusso quanto il fatto che l'aspirina possa darle delle erosioni e quindi delle ulcere e possa portarla a un rischio di sanguinamento. Quindi insomma, se questa è la prescrizione... Se questa è la prescrizione di indicazione Giusy, va continuato. Ecco, meglio continuare su questa Assolutamente. strada. Tornando al reflusso, abbiamo detto che insomma vita frenetica di tutti i giorni può accentuare questo disturbo. Esiste quindi un reflusso da stress, chiamiamolo così? Sì, esiste, è stato dimostrato da diversi studi che lo stress agisce con diversi meccanismi, aumentando, scatenando il reflusso, ma anche aumentando, esacerbando i sintomi di pazienti che hanno il reflusso gastroesofageo, perché riduce un po' la motilità dell'esofago, aumenta la secrezione, riduce il tono sfinteriale e quindi tutto questo è quello delle cause di cui parlavamo per quello che porta alla formazione della malattia del reflusso gastroesofageo. Quindi lo stress sicuramente agisce con diversi meccanismi incentivando, scatenando, esacerbando tutti i sintomi del reflusso gastroesofageo. Per questo insomma bisognerebbe mettersi un po' più tranquilli tutti, no? Assolutamente sì. Senta, abbiamo detto che molti giovani sono colpiti, però è anche il reflusso gastroesofageo un problema che affligge i neonati, no? E addirittura anche le donne in gravidanza. Sì, i neonati abbiamo tutti visto come molti bambini hanno dei rigurgiti dopo l'allattamento, quindi anche bambini molto piccoli, e in questo possono esserci soltanto dei meccanismi fisiologici, ma ancora i bambini molto piccoli non hanno meccanismi di protezione, quindi ci sono alcuni bambini che hanno ovviamente non soltanto dei rigurgiti fisiologici, ma anche dei rigurgiti patologici, dei rigurgiti acidi che possono portare ovviamente anche nei bambini piccoli a una malattia da reflusso gastroesofageo, quindi una malattia che parte già in età molto giovanile. E poi anche persone anziane, le quali però a differenza dei bambini hanno una minore diciamo così, percezione del dolore, quindi spesso e volentieri sono molto meno blandi i sintomi nei pazienti anziani. Invece è chiaro che il reflusso diventa una condizione diciamo abbastanza fastidiosa anche nelle donne in gravidanza. Perché nelle donne in gravidanza? Perché ovviamente col crescere del feto aumenta la pressione addominale e quindi si crea quel meccanismo che hanno anche gli obesi, cioè di aumento della pressione, quindi il fatto che lo stomaco venga compresso sempre di più e quindi ci sia una maggiore facilità del contenuto gastrico a passare all'interno dell'esofago. Telefonata da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, Sì. Sono Massimo da Vicenza. Prego Massimo, ci dica. Ecco, io ho un'ernia iatale con esofago di Barrett e la mia domanda era questa. L'esofago di Barrett che sviluppi ha dal punto di vista del tumore, e se io prendo normalmente omeprazolo e se l'assunzione diciamo continuativa di omeprazolo può portare a dei problemi. Ecco, questa è Grazie Massimo. Dottore, spieghiamo un po' perché il telespettatore ha introdotto un argomento quando parlavamo certo. di una definizione di sviluppo di sintomi o di complicanze. Il Barrett di cui si parlava, di cui il telespettatore parla, è legato alla persistenza dopo anni di continuativi di reflusso, quindi la persistenza dell'insulto acido all'interno dell'esofago, abbiamo detto non essere una mucosa, non avere una mucosa che protegge come quella gastrica dall'insulto acido, porta alla trasformazione della mucosa in un senso quasi gastrico, diciamo, per voler essere un termine pratico, si chiama metaplasia, che è un fattore di rischio per il tumore dell'esofago. Per cui i pazienti che hanno questa
questa manifestazione, questa complicanza che è il Barrett, sono a rischio, seppure il rischio è dello 0,3% all'anno. Tutte le raccomandazioni, tutte le linee guida ci raccomandano di fare una sorveglianza a questi pazienti, perché sappiamo che possono essere a maggior rischio di avere il tumore dell'esofago. Ecco, speriamo di avere risposto al nostro telespettatore. Abbiamo detto che i sintomi con i quali si manifesta il reflusso sono abbastanza vaghi, nel senso che possono essere confusi con altre patologie, quindi anche la diagnosi diventa un po' complicata. Come avviene? La diagnosi sì, è abbastanza complicata, soprattutto quando abbiamo parlato di tosse, abbiamo parlato di sintomi atipici. È chiaro che spesso vengono confuse con altre patologie, quindi si arriva magari in un secondo momento al gastroenterologo pensando che il paziente abbia un problema polmonare per quanto riguarda la tosse, toracico, un problema cardiologico, e quindi alla fine si arriva, diciamo così, alla consulenza con il gastroenterologo che sulla base della sintomatologia, sulla base appunto delle condizioni del paziente, può ovviamente ricorrere alla gastroscopia. Diciamo che la gastroscopia, essendo un esame invasivo, viene utilizzato soltanto in una seconda battuta. Si inizia, come dicevamo poc'anzi, con una fase di un trattamento farmacologico, e soltanto nei pazienti che non rispondono a un iniziale trattamento farmacologico si va a eseguire una gastroscopia, anche perché questa può far sì di scoprire, come nel caso del telespettatore precedente, una condizione quale il Barrett, che poi porta a una continua sorveglianza nel successivo tempo. Quindi sicuramente alcuni sintomi possono essere un po' confondenti, però bisogna sempre ricordare che questi sintomi possono far parte di questa patologia, e quindi riferire al gastroenterologo per tempo, in maniera tale da poter instaurare un trattamento o un'indagine come quella endoscopica che ci consente di arrivare presto a una diagnosi. Ecco, molti evitano la gastroscopia perché effettivamente è un esame, è un'indagine un po' invasiva, diciamo così, però è importantissima perché permette di portare avanti quella cosa che noi nominiamo sempre, che è la prevenzione. Assolutamente sì, è importantissima, perché con la stessa indagine, a parte la malattia del reflusso gasofageo e le complicanze della malattia del reflusso gasofageo, tra queste anche la stenosi, cioè il restringimento dell'esofago legato all'insulto cronico, ma abbiamo detto del Barrett, quindi di riconoscere precocemente uno dei fattori di rischio per il tumore dell'esofago e poterlo trattare per evitare che questo possa andare non soltanto con una terapia farmacologica, ma laddove troviamo dei segnali che si chiamano displasie, quindi delle alterazioni della struttura istologicamente riscontrate che fanno pensare che sia davanti, esistono dei trattamenti endoscopici che possono ovviamente eliminare questo problema e quindi evitare che il paziente possa andare incontro al tumore dell'esofago. Quindi la gastroscopia anche come meccanismo di prevenzione, ma anche per problematiche che possono essere di origine gastrica, quindi tutto quello che può essere un fattore di rischio dello stomaco, quindi per il tumore anche gastrico. Senta, quali sono i possibili approcci terapeutici che vengono attuati nel momento in cui ci si rende conto, insomma, lo specialista appura quello che è il grado di severità del disturbo? Ma appunto oggi dipende molto appunto dalla terapia, che oggi è sempre più individualizzata verso il paziente, quindi il paziente dipende la terapia sulla base dei suoi sintomi, di quanto, se sono continuativi, se abbiamo detto sono intermittenti, la severità della sintomatologia. Possiamo fare due tipi di approccio. Si può essere un approccio molto aggressivo con la terapia farmacologica nei pazienti che hanno una sintomatologia continuativa e con dei sintomi disturbi severi o con un'evidenza endoscopica di severità di malattia, così come possiamo essere molto più, diciamo, meno aggressivi nei pazienti invece che hanno dei sintomi saltuari e che magari sono non così impattanti per quanto riguarda la qualità di vita del paziente. Anche perché qualche telespettatore, insomma, che ci ha chiamato quest'oggi ci ha un po' detto, insomma, che in alcuni casi, in alcuni pazienti, insomma, capita che si alternino dei periodi di benessere in cui, insomma, si avverte una sensazione di guarigione, ad altri in cui poi il disturbo ricompare, no? Esatto, ma questo dipende anche molto in parte dal fatto che magari durante il trattamento, per chi risponde al trattamento, alla terapia, nei sintomi tipici la risposta è nell'ordine del 70-80% dei pazienti, ma alla sospensione, essendo una patologia cronica, 2/3 dei pazienti riprende ad avere i disturbi che aveva originariamente. Quindi questo va sempre considerato, è il motivo per cui i pazienti vanno seguiti continuativamente. Sappiamo che la medicina fa sempre passi in avanti, insomma è in continua evoluzione, non è mai ferma, quindi le chiedo se negli ultimi anni sono anche state sviluppate delle nuove tecniche e nuove tecniche endoscopiche.
Ma le tecniche endoscopiche sono ormai, diciamo così, delle tecniche consolidate di cui parlavamo poc'anzi, che sono legate nei pazienti che hanno una complicanza, che è il restringimento dell'esofago, a delle dilatazioni endoscopiche per ripristinare la condizione originaria del lume dell'esofago, quindi qual era la dimensione originaria dell'esofago. Poi abbiamo delle tecniche che abbiamo accennato di ablazione per quanto riguarda il Barrett, quindi nella prevenzione, quei pazienti che hanno una patologia che si chiama appunto Barrett, questa trasformazione della mucosa, che hanno anche un'alterazione istologica che si chiama displasia, che è il primo passo, diciamo il primo step che va verso il tumore, possiamo determinare con un trattamento endoscopico che si chiama ablazione, radiofrequenza, in particolare, va a bruciare la mucosa e quindi a ripristinare una condizione, diciamo così, iniziale rispetto a quello che è lo step che stiamo andando verso il tumore. Queste sono le tecniche, diciamo, consolidate che abbiamo a disposizione. Poi ci sono delle tecniche che sono mirate al reflusso, cioè ad evitare il reflusso. Sono delle tecniche in particolare, una è una tecnica chirurgica o semichirurgica adattata alla chirurgia, che è una tecnica di riduzione soprattutto dell'ernia fatta endoscopicamente, e l'altra invece tende a determinare una bruciatura dello sfintere per cercare di restringere lo sfintere stesso. Sono delle tecniche che comunque non hanno ancora degli studi scientifici che possono provarne l'efficacia, anche se gli ultimi studi lasciano delle buone speranze. Quindi non sono ancora state attuate? Alcuni hanno già attuato queste tecniche, sono in studio, diciamo che non hanno una diffusione così totale, e soprattutto stiamo ancora aspettando dei dati che ci confermino effettivamente il valore di queste tecniche. Abbiamo una telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Pronto? No, nulla. Senta, sono tecniche, abbiamo detto, nuove, che sono in fase di studio, però che fanno ben sperare, no? Perché essendo un disturbo molto diffuso, come abbiamo detto, e anche complesso, sono tecniche, insomma, che sono importanti anche in un futuro, no? Potrebbero diventarlo. Stiamo investendo, perché l'alternativa ovviamente per questi pazienti, non abbiamo ancora accennato, sarebbe l'intervento chirurgico. Quando si ricorre appunto, ecco, alla terapia chirurgica? Pazienti che sono ovviamente che hanno una qualità di vita pessima nonostante una terapia farmacologica massimale, che sono giovani, quindi la loro prospettiva di vita è molto lunga, che devono ovviamente fare una terapia farmacologica per anni, perché se uno ha 40 anni è una patologia che impatta la qualità della propria vita, è chiaro che cerca una soluzione alternativa a quella che possa essere la terapia farmacologica a vita. Il problema è, quindi questa è una delle indicazioni per quanto riguarda il trattamento chirurgico. Il telespettatore precedente parlava dell'ernia iatale, che sicuramente nei pazienti molto sintomatici con un'ernia iatale giovani può essere un'altra indicazione per fare un trattamento chirurgico. Purtroppo però anche la chirurgia, seppur anche fatta oggi laparoscopicamente, non è scevra, diciamo così, da particolari problemi, perché una buona quota di pazienti, sempre crescente al 40-50%, riprende a avere la necessità di avere una terapia farmacologica. Quindi diciamo che la terapia chirurgica funziona però con questi limiti legati al fatto che un buon 50% dei pazienti ha la necessità di riprendere una terapia farmacologica, in parte perché ovviamente lo sfintere che viene ricostruito dal punto di vista chirurgico non è proprio continente, quindi si ritorna ad avere un sfintere incontinente, oppure quando lo sfintere viene chiuso troppo, ovviamente si va incontro invece al sintomo opposto, che è quello della disfagia, quindi la difficoltà al transito del cibo verso lo stomaco, e a questo punto bisogna ricorrere nuovamente a un trattamento endoscopico di cui parlavamo poc'anzi, che è la dilatazione. Quindi la chirurgia va bene per un determinato setting di pazienti, però conoscendo quelli che possono essere anche le complicanze eventuali da parte di questa tecnica. Vediamo se abbiamo recuperato la telefonata di poco fa. Pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Buongiorno a lei. Buongiorno, con chi Sono Maria parliamo? da Verona. Mi scusi, sono Maria da Verona. Prego. Volevo chiedere al dottore che io sembra sempre che abbia appunto mal di gola, tossi eccetera, però potrebbe essere un reflusso o una metaplasia intestinale. Cioè se questo può darmi dei problemi e il gastrotux non fa mai niente. Oh, basta. Grazie. Grazie.
Cosa possiamo rispondere? Ma la tosse, che diceva la telespettatrice, sicuramente può essere un sintomo da reflusso gastroesofageo. Purtroppo però diciamo che la tosse è uno di quei disturbi extraesofagei che sono più difficili da trattare, perché l'omeprazolo, che è il farmaco cardine inibitore di pompa protonica, si è dimostrato da tutti gli studi scientifici che ha una bassa tasso di risposta nei confronti della tosse, cioè consideriamo che circa il 20% ha una risposta, ma anche l'80% però non ha una risposta farmacologica a questo problema. Laddove c'è la tosse, laddove ci sia appunto la tosse, bisogna ovviamente sempre escludere o indagare che non ci siano altre problematiche, ma soprattutto nei pazienti che hanno un'ernia iatale magari si può provare a valutare un trattamento chirurgico se la tosse è abbastanza invalidante, ovviamente. Senta, siamo quasi in chiusura. Io vorrei chiudere insomma insieme a lei dando qualche consiglio ai nostri telespettatori, soprattutto per quel che riguarda una corretta alimentazione, perché sappiamo insomma che è cardine non solo per questo disturbo, ma insomma per un corretto stile di vita. Assolutamente, abbiamo parlato già all'inizio come lo stile di vita, ma soprattutto le abitudini alimentari siano fondamentali per tante ragioni, ma per quanto riguarda il reflusso gastroesofageo sicuramente. Direi che sicuramente evitare di fumare è uno dei fattori che abbiamo detto, dei fattori di rischio, cercare di mantenere un'abitudine alimentare che non porti al sovrappeso e all'obesità, perché quello è un fattore di rischio associato ovviamente a un aumento del reflusso gastroesofageo, e cercare nel limite possibile di evitare quelli che sono gli alimenti che abbiamo detto non essere associati sicuramente dagli studi con un aumento del rischio o comunque un fattore di rischio per quanto riguarda il reflusso, ma che sicuramente nei pazienti che sono magari predisposti possono scatenarlo. Quindi abbiamo parlato dell'alcol, abbiamo detto dei succhi di frutta, degli agrumi, delle spezie, degli alcolici. Quindi sono tutti questi suggerimenti, diciamo, alimentari. Poi ci sono i suggerimenti per chi soffre, diciamo, di reflusso, che valgono quello che abbiamo detto, ma vale anche il fatto che soprattutto per quelli che soffrono di reflusso notturno, di cercare di mangiare distanziando il momento in cui vanno a letto per almeno 3 ore, quindi mangiare e aspettare prima di sdraiarsi a letto, perché abbiamo visto come questa si azzerava la gravità e quindi si manteneva un continuo fra l'esofago e lo stomaco. È sicuramente importante alzare un po' la testa del letto, perché questo ovviamente evita questa assenza di gravità, ed è importante evitare di dormire nel decubito laterale destro, così come in posizione pronosupina per lo stessi motivi, e preferire il decubito laterale sinistro. Quindi queste sono le raccomandazioni, diciamo, di base fondamentali per chi soffre di reflusso gastroesofageo, che bisognerebbe sempre ricordare. Grazie al dottor Alberto Tringali, direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia dell'ospedale di Conegliano. Grazie di essere stato con noi, di averci insomma raccontato, spiegato bene insomma quali possono essere cause, ma anche rimedi e terapie insomma e nuove tecniche. Grazie anche ai nostri telespettatori di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Ore 13. Arrivederci.